Buongiorno a tutti, siamo mercoledì 3 marzo. Marco è stanco perché ha visto tutto Sanremo. Sì. Io ho dormito poco Ero in per tribuna, problemi per colon irritanti, perché io ho il colon spastico e sai che il colon Solo spastico. sì, ma è vero, voi ridete, bellissima roba, però siamo qua lo stesso, anche perché dicono che l'intestino è il secondo cervello, infatti io ragiono un po' col culo. Comunque, una breve che mi è arrivata, poi facciamo la barzelletta, che c'era questa coppia di sposi, sai, prima notte di nozze, lui si è detto, amore, io devo confidarmi con te, siamo adesso sposati, la prima notte di nozze, devo confidarmi, guarda che io sono stato con tante prostitute, lei, ecco, mi pareva di averti visto da qualche parte, vabbè, comunque, se lavora in banca, abbiamo sempre gli amici, allora, c'è questo che lavora in banca, lavora in banca, sai, pieno di... Una volta in banca entravi tanta gente, sai in coda, in quello di rapina in banca, entra questo qua con la maschera di Renzi, è già lì, maschera di Renzi, sai, tutti contro il muro, questa è una rapina, va, tutti contro il muro, questo qua prende, va di là, prende il bottino, sai, scappa, inciampa, cade, gli cade la maschera, tutti anche un po' ridono, perché sai, quando cade uno dici come stai, però, cazzo, cosa ho fatto, ridi sempre, quella ride, così con là, arriva da uno, tu, mi dica, mi hai visto? Sì, prende la pistola, pam, scopare. Ah, che puttana. Arriva l'altro, tu mi riconosceresti? Furlan. Sì, perché? Pam, scopare. In fondo era marito e moglie. Oddio il venca, sta fermo, fa finta di nuove. C'ha le basse, oddio, oddio, sta fermo. Va da lui. Ehi, tu, mi dica, mi hai visto? E lui, no, che io ho una catarata che non vedo un cazzo. Ma mia moglie ti ha visto sicuro, A domani. Ciao.